questa serata dove si parlerà di Alzheimer, si parlerà con gli autori Andrea e Barbara Crocetti, e sarà una chiacchierata tra di noi con delle testimonianze, con dei momenti particolarmente toccanti e con dei momenti particolarmente importanti. Per cominciare questa serata chiamo vicino a me la Presidente delle Officine Sociali, Milena Mantovani, e il Vice Sindaco Laura Popera, Vice Sindaco di Agrio Mercolesine. Buonasera. Prego. Facciamo sedere sempre e chiamiamo anche Marina. Marina deve essere qua con noi. Diamo il microfono. No, faccio io. Ci sediamo. Buonasera. Innanzitutto complimenti a Officine Sociali, complimenti all'amministrazione comunale che ha deciso di fare questa serata veramente interessante e importante. E domande, cominciamo da Marinello del percorso, poi vediamo come voi ti prendi contropiede per sempre. Allora Marinello, come va questa associazione di Officine Sociali? C'è il microfono. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di essere qui stasera in questo sabato sera dove l'argomento è uno dei più importanti, si parla di salute. E avete scelto di essere qui passando con noi un sabato sera diverso. Io ringrazio chi ha lavorato per fare assieme a noi, per preparare assieme a noi la serata, chi è arrivato da lontano, da molto lontano, da molte parti d'Italia, del nord Italia. Per tutti cito il nome di Andrea Crocetti in rappresentanza e ringrazio appunto le autorità presenti e l'amministrazione comunale di Ariano. Officine Sociali è nata nel 2016, eravamo un gruppo di persone che provenivano da esperienze diverse nel campo del sociale e avevano visto che c'erano non c'erano servizi per le famiglie che erano colpite da questa malattia. Abbiamo deciso quindi di concentrare tutta la nostra attenzione per portare un sollievo. La cura non c'è e l'unica cosa che come associazione di volontariato potevamo fare era quella di apportare appunto un sollievo. Avevamo poi un'amicizia comune, era quella di Stefano Pavanati, che in quegli anni si era ammalato e che abbiamo accompagnato nel doloroso decorso della malattia. Ci siamo posti una domanda, cioè cosa succede quando una famiglia normale diventa una famiglia Alzheimer? Che cosa noi come associazione possiamo fare per aiutare quella famiglia e perché l'aiuto dei familiari di quella famiglia sia incisivo nella persona ammalata? Come possiamo aiutare la famiglia a gestire gli elementi di crisi che succedono all'interno di essa quando è colpita? Quindi con queste un po' domande in un territorio dove non esisteva, ancora adesso non esistono servizi oltre il nostro, abbiamo iniziato facendo un corso di formazione e informazione e abbiamo formato dei volontari. Con i volontari abbiamo aperto il centro sollievo e nel 2017 l'USL, l'azienda sanitaria, ci ha affidato la gestione del centro sollievo nella zona e uno dopo l'altro abbiamo appunto aperto a Taglio di Po, a Ariano, a Taglio di Po, a Rosolina e Porto Tolle. Quindi stiamo un po' aiutando le famiglie, poi la nostra psicologa Eleonora che parlerà un attimo dei centri come sono strutturati. Quindi noi facciamo il sollievo per persone malate, facciamo il sostegno psicologico alle famiglie, con il caffè anche Alzheimer, e facciamo sensibilizzazione verso la comunità. E proprio perché vogliamo abbattere il muro che c'è attorno a questa malattia, vogliamo rompere il silenzio, lo stiamo facendo in maniera massiccia in questo periodo perché i 2 anni di pandemia hanno colpito anche noi e abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. E dico 2 mesi perché dal primo weekend di agosto ad oggi ininterrottamente o il sabato e la domenica con i volontari
di sensibilizzazione. Quello di stasera mi conto che chiude un po' il cerchio e colgo l'occasione per ringraziare i volontari, non sono molti, in sala, ce ne sono alcuni, perché veramente è stato in tutte le forze, perché le attività di sensibilizzazione sono andate ad aggiungersi a quella che è l'ordinaria attività che si fa all'interno del centro sollievo. Grazie Marilena, naturalmente complimenti a Vincenzo. Questo vediamo l'amministrazione comunale, quanto è importante avere un'associazione come questa nel nostro comune, un comune molto anziano, e quindi questo problema lo sente forse più di altri comuni, però molto sensibile dell'amministrazione a questo. Allora, sicuramente non possiamo negarlo, abbiamo un comune di una certa età, in cui le situazioni insomma, di difficoltà ci sono, ce ne sono tante, però abbiamo anche la fortuna in realtà di avere un comune che è molto attivo dal punto di vista associativo su vari fronti, e questa è un po' la fortuna che abbiamo. Noi ovviamente ci teniamo e siamo i primi a cercare di sostenere e comunque sempre ben ad accettare qualsiasi tipo di iniziativa e qualsiasi attività che le associazioni del territorio vogliano portare avanti, ovvio con i limiti che un'amministrazione pubblica nei tempi di oggi ha, quindi ovviamente a livello sia economico che strutturale, ecco, perché ormai non siamo preparati già. Quindi dal punto di vista sanitario e sociale c'è una difficoltà enorme, noi siamo ovviamente ben soddisfatti e molto contenti della presenza nel nostro territorio di officine sociali, da cui è partita, e dove c'è la disponibilità nostra, volentieri sanno che insomma li sosteniamo e cerchiamo di condividere con loro e di pubblicizzare qualsiasi tipo di iniziativa che loro facciano, sia perché insomma lo sentiamo, abbiamo vissuto molti di noi anche direttamente, quindi sanno che cosa vuol dire dover vivere una malattia come quella dell'Alzheimer, che coinvolge completamente tutta la famiglia e diventa un problema proprio non solo sanitario, ma di vita quotidiana. Quindi la presenza di tante persone questa sera fa pensare quanto sia comune e presente, probabilmente nel tempo, noi vediamo dei titoli anche di questi giorni, questo problema aumenterà ancora di più, e quindi insomma da parte nostra c'è tutta la disponibilità. La serata di questa sera è una serata un po' particolare, che con la presentazione del libro va appunto anche nella scia di quella che era l'attività legata al fatto di lettura che Officine Sociali ha sancito appunto all'interno del nostro comune con molte altre associazioni, un'attività importante che l'assessore Bosso qui presente ha portato avanti, sta portando avanti con tanta cura e impegno, e quindi serate del genere ovviamente sono importanti perché i temi di questo tema, di questa cura, di questa attenzione, di questa sensibilità non è facile riuscire a parlarne e a, come si dice, fare un passaparola è fondamentale. Grazie Vice Sindaco. Allora, volevo chiamare qua con noi, che lascio il posto giustamente, la psicologa del centro sollievo, la dottoressa Eleonora Contiero. Buonasera dottoressa Contiero. Con passare il microfono. Certo. Allora, prima cosa, una domanda semplice, innanzitutto sappiamo di voi, tra l'altro volevo ricordare che il centro sollievo non sono solo ad Adriano, ma in altri comuni, poi dopo magari ci spiegherà o la dottoressa o Marinella. Perché è importante frequentare i centri sollievo per i malati e per i familiari. Buonasera a tutti. Allora, i centri sollievo noi li stiamo portando avanti con l'intento di aumentare il benessere e la qualità della vita su entrambi i fronti, quindi sia per il paziente sia per il caregiver. Per il paziente perché ha possibilità di fare stimolazione cognitiva, quindi tutto quello che ancora c'è, che la malattia non ha ancora cancellato, ha la possibilità di mantenerlo il più a lungo possibile facendo esercizio. Allo stesso tempo
facciamo anche attività di stimolazione più di tipo somatosensoriale, quindi il contatto che è un po' il tema chiave della serata, la ginnastica, la musica, il ricordo attraverso l'olfatto, quindi i profumi e le cose che ci ricordano, ma anche attraverso il gioco, quindi attività ludico-ricreative. Si stimola la socialità, perché tutti sappiamo che quando si incappa in una demenza la prima cosa che si perde è la socialità, perché gli amici iniziano a diradarsi, la famiglia inizia ad isolarsi, un po' per la vergogna, un po' perché non si è più prestanti nell'interazione come prima, e quindi cerchiamo di stimolare la persona su più fronti. È importante anche per il caregiver, per la famiglia, perché innanzitutto gli dà un sollievo, quindi permette al familiare di dire: porto il mio caro in una struttura che se ne prende cura, in cui sta bene, in cui si diverte, in cui fa attività, e io ho 3 ore da dedicare solo a me stesso, in cui so che posso andare a fare la spesa senza dover correre, posso andare anche banalmente dal parrucchiere a farmi una tinta senza avere il timore che sia a casa da solo e che possa succedere qualcosa. E anche attraverso il caffè Alzheimer che porto avanti mensilmente, io faccio formazione e informazione al familiare, perché la conoscenza è la chiave in questa malattia, è l'unica arma che abbiamo per combatterla, perché senza conoscenza anche le più piccole cose che succedono nella quotidianità diventano delle montagne insuperabili. Quando conosco la malattia so come affrontare in una lista tutto quello che succederà, ho un luogo in cui posso avere un sostegno psicologico, posso sfogarmi, posso confrontarmi con altre persone che stanno vivendo la mia stessa situazione. Anche il carico, sempre alto, però tende un pochino ad abbassare il livello d'ansia che contraddistingue paziente e famiglia in questa malattia. Questo libro si chiama Le mani sono fondamentali, ho parlato dell'importanza del contatto e dell'importanza delle mani. È una manoterapia. In questo periodo post-Covid è una serata coraggiosa, perché dopo 2 anni in cui cerchiamo di mantenere le distanze da chiunque, soprattutto dai pazienti, perché si sa che nella malattia si è più fragili e quindi il Covid ci ha un po' allontanati anche da loro. Parlare di contatto è ancora un tema abbastanza caldo e vivo. La mia formazione è quella di essere una neuropsicologa, quindi mi piace sempre spiegare un po' anche come funzioniamo a livello biologico oltre che emotivo. La pelle, oltre a essere l'organo più esteso del nostro corpo, è anche il primo a formarsi nell'embrione. E anche il tatto è il primo senso che l'embrione sviluppa, quindi è la prima cosa che creiamo e l'ultima cosa da andarsene, perché quando noi pensiamo alla demenza pensiamo che sia una grossa gomma da cancellare, che cancella tutto, cancella la memoria, cancella l'attenzione, cancella la capacità di muoversi nello spazio. Ma in realtà la demenza non va ad agire su una piccola parte del nostro cervello che si chiama sistema limbico. Lì risiedono tutte quelle che sono le emozioni, la socialità, l'emotività, per cui il contatto diventa fondamentale, perché in un mondo che spaventa tantissimo il vedente, perché è un mondo in cui non riconosce più gli oggetti, fa fatica a destreggiarsi, con l'andare del tempo perde anche il linguaggio, quindi il mantenimento di un linguaggio non verbale, un contatto, dell'importanza della carezza, del tocco, del darsi la mano. Se pensiamo che nel nostro cervello l'area che risponde alle dita di una mano è più grande rispetto a qualsiasi altra area, abbiamo già capito quanto è importante il contatto, la reciprocità, il far sentire la persona malata che è ancora viva, che c'è ancora qualcosa che gli permette di mantenere un contatto con l'esterno che non è solo ansiogeno, paura, frustrante, ma che può essere anche emotivamente forte, importante. Dobbiamo fare che modalità ci sono per accedere ai vostri centri? Allora, noi stiamo cercando un po' di distribuire, fare queste serate di sensibilizzazione e di tappezzare un po' di volantini dove riusciamo, perché purtroppo della demenza ancora si fa fatica a parlare, è una malattia che tendiamo a tenere
nostre case, tendiamo a non parlarne, e quindi diventa anche difficile che le persone arrivino a noi. Difficile anche perché molto spesso il familiare ha paura di andare contro la volontà del proprio caro, quindi ha paura di stare in un posto in cui non starà bene, non sarà a casa sua, non ci saranno i suoi familiari intorno, quindi tendenzialmente i familiari hanno molti sensi di colpa, fanno molta fatica ad arrivare a noi. In realtà poi chi da noi viene sa che ha battuto lo scoglio dell'uscire dalla porta di casa, poi in realtà il loro caro sta molto bene. Quindi nel momento in cui avete anche qualcuno, il passaparola diventa fondamentale, avete qualcuno, conoscete qualcuno che ha questo problema in famiglia, la demenza come altre malattie neurodegenerative, fatevi il nostro nome, dategli il mio contatto, tendenzialmente io faccio un primo colloquio telefonico, cerco di capire un pochino a che livelli della malattia la persona è arrivata e da lì andiamo a strutturare tutto poi in un percorso. Tornando al discorso di prima, siamo presenti attualmente ad Ariano, a Taglio di Po, a Rosolina e a Porto Tolle, e quindi insomma stiamo cercando un pochino di ampliare sempre di più la nostra rete di aiuto. Posso fare una domanda? Certo. Che stato d'animo si porta a casa, lei che è molto giovane, dopo una giornata che non c'è possibile? Io sono felicissima quando torno a casa, l'emozione che mi porta a casa è la gioia, perché vedo come con poco il familiare che arriva da me disperato, perché tutti sappiamo che a un certo punto della demenza si instaurano i disturbi comportamentali, c'è molto spesso bisogno di un farmaco, ma a volte basta anche solo che il familiare mi dica: succede questa cosa, voglio imparare come fare per migliorare la relazione, per migliorare l'attività di cura, andando a correggere dei piccoli errori che tutti commettiamo, perché nessuno è nato imparato, come si dice, e quindi nessuno sa come affrontare una malattia che ti capita addosso senza darci segni premonitori. Quindi si vanno a correggere quei piccoli comportamenti, si cambia completamente la qualità della vita sia del malato che del familiare. Quindi vedere la gioia e la gratitudine delle famiglie che con poco riescono a ritrovare una certa armonia, vedere il malato che magari è frustrato perché a casa non riesce più a fare quello che prima faceva normalmente, essere in un ambiente in cui riesce comunque in qualche modo a destreggiarsi, a lasciarsi andare, perché vede che tutte le persone che ha intorno, bene o male, hanno le sue stesse difficoltà, iniziano ad aiutarsi tra di loro. Le attività che noi proponiamo sono tarate sulla singola persona, quindi non sono frustranti, loro vengono lì, si sentono capaci, tornano a casa che il loro tono dell'umore non è più basso come quando sono arrivati, tornano a casa contenti nell'essere riusciti a fare, a dimostrare di essere ancora delle persone. Guarda, io ho con entusiasmo che lei ci sta raccontando queste cose, perché non avete fatto. Io vi invito a risolvere i vostri posti, che adesso lasciamo spazio agli autori, e grazie naturalmente a Monica. È un'esplosione di buona volontà, bravo. Io faccio un applauso personale a Manella, perché io la conosco ogni volta mi chiama, io mi chiamo la scaletta e poi ogni volta c'è il panico. Io ho visto prima della tua faccia il panico. Va bene, allora adesso c'è una proiezione del fotolino, e questo, e invitiamo naturalmente con noi gli autori di questo libro, Andrea e Barbara Rocetti. Se vi siete dati, se lo dico. Allora, come va? Emozionato, questa è la terza presentazione che facciamo, ma sono ancora più emozionato delle prime due, perché se il mio sguardo va nella zona destra di questa sala, ci sono persone del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, del Marche, che fanno parte di questo gruppo che noi abbiamo creato il 2 maggio del 2013.
Allora, posso fare anche una storia del tuo lavoro? Le mani sanno raccontare un viaggio d'amore, di sentimenti e tempi dell'Alzheimer attraverso l'Italia. Poi questa sera spiegheremo un po' di cose del libro, ma non solo del libro. Quante sensazioni, stati in animo, voi che avete avuto in prima persona. Era il 2 maggio 2012, quando in una stanza di una casa di riposo virtualmente nasce il gruppo Facebook Alzheimer Fiorentino. Noi l'abbiamo conosciuto attraverso una signora del nostro territorio, che è stata una promotrice, è stata colpita in famiglia di questa malattia e ha promulgato, probabilmente siete qua anche per merito suo, il signor Lucino. Lo scopo di questo gruppo Facebook, molto spesso parliamo male di social, però in questo caso è importante perché è un gruppo di sostegno. Io sono andato a vederlo, è un gruppo proprio di collaborazione tra famiglie in particolar modo per condividere anche terapia oppure anche conforto. Sono 2154 persone che sono nel nostro gruppo, non so adesso di parlarlo, e sembrano pochi, però sono tutte persone che hanno veramente bisogno di questo gruppo e sono persone distribuite in tutta Italia, quindi avete una responsabilità importante. È un impegno, infatti, leggevo un articolo sul giornale proprio il vostro territorio, che il gruppo fondatore insieme a sua sorella ha portato avanti sempre concretamente con iniziative rivolte a sensibilizzare l'opinione pubblica, vincendo spesso l'isolamento che impone la malattia. E abbiamo sentito parlare appunto dalla psicologa prima. Questo ha permesso a molte persone di incontrarsi, abbracciarsi, sostenersi e sentirsi meno sole da quando è nato questo libro. E quindi adesso andiamo a qualche domanda che mi sono preparato. Come nasce questo gruppo? L'abbiamo capito. Ma come nasce il vostro impegno in particolare, con i due fratelli? Immagino. Sì, il nostro impegno nasce dal caso familiare che abbiamo avuto nel lontano 2006. Nostra madre all'età di 55 anni inciampata in questa malattia e è durata per 12 anni in tutte le varie fasi. Da lì io specialmente all'inizio non riuscivo a stare con le mani in mano, aprendo questo gruppo avevo bisogno di confrontarmi con gli altri, con chi c'era passato prima di me, scambiare informazioni, scambiare consigli, darsi supporto. Io mi svegliavo spesso la mattina, soprattutto nei primi anni, bambino di Messenger con 60 messaggi, ma non perché io avevo risposte, anche solo per sentirsi dire ti sono vicino e ti comprendo, perché so quello che stai dicendo. E da lì, giorno dopo giorno, sono iniziate a iscriversi persone da tutta Italia. Io venni qui in questa terra nel dicembre 2015. Lucia si era iscritta da poco in questo gruppo, ho preso la mia macchina, ho conosciuto questa famiglia, ho conosciuto Stefano e io dico sempre che qui c'è la mia seconda famiglia e quindi da qui è nato il nostro percorso con il gruppo che ci ha portato a fare questo libro, ma questo libro io lo dico spesso, non è un libro fatto da quelle 4 persone che stanno lì in copertina, non quelle 4 persone. Diciamo, queste 4 persone hanno dato l'input, ma il libro è di tutto il gruppo e di 53 familiari che hanno partecipato con la loro penna, con il loro cuore, con le loro lacrime, con la loro voglia di alzare la voce, di farsi sentire. Quindi l'abbiamo inizialmente chiamato un libro corale. Poi l'abbiamo trasformato anche in un libro itinerante. Oggi, questi giorni, con l'Ufficina Sociale che ha fatto questa splendida locandina, la condividevamo sulle nostre pagine, su Facebook, sul gruppo, su altri gruppi. Leggevo anche oggi dei messaggi. Quando venite a Napoli? Quando venite in Sardegna? Per dire che i familiari spesso hanno bisogno di essere ascoltati, di tirare fuori da dentro di loro, come dire, quel dolore che hanno dentro. Hanno bisogno di tirarlo fuori. Io perlomeno è così, io ho bisogno di parlarne, di fare. E quindi sotto questo aspetto dico sempre che a volte anche i familiari dovrebbero osare un po' di più,
farsi sentire un po' di più e non nascondersi dietro la vergogna. Vergogna di cosa? Di essere inciampati in una delle peggiori malattie che esistono. Quindi il nostro impegno nasce per la nostra storia personale, ma poi io ho lavorato anche in un'associazione a Carmen Marche, dove mi hanno insegnato tantissimo, ho fatto corsi per familiari, ho fatto caffè Alzheimer, ho fatto tantissime cose. E questo è un po' il Volevo vedere, prima di dare la parola a Angela Felisati, che è un'attrice che poi leggerà alcune mani in un testo di Barbara Concetti. La mamma non c'è più. Però quando succedono queste cose così traumatizzanti, eccetera, poi uno cerca poi di cancellare. Molto spesso poi voi avete un valore aggiunto in più che nonostante non ci sia più la mamma, volete fare testimonial a tante persone. Perché? perché non, per me, che parlo personalmente, per me cancellare non esiste. Io sono una persona che dico molto, a volte vengo anche, no, però mi dico che sbaglio, dico molto attraverso i ricordi, per me è importante. Quindi è un modo anche per tenere in vita mia madre, devo essere sincero, ricordare, parlare con altri familiari, andare nelle case. Io sono andato nelle case di tutte queste persone che ho conosciuto, sono andato a casa di Michele a trovare Paolo, e poi sentiremo la sua testimonianza, che credo che la sentiamo dopo, sono andato nella casa di Susanna, quindi ho conosciuto tanti familiari e ho cercato anche di dire anche a Susanna, stasera leggerà la sua testimonianza, di continuare su questa strada, perché oltre che aiutare gli altri è anche far vivere ancora il nostro pianeta. Guarda, quando l'intervistatore c'è la pelle bocca, vi ringrazio. Quindi adesso chiamiamo sul nostro leggio Angela Felisati, che leggerà un testo di Barbara Concetti, e poi sarà accompagnata in seconda battuta da musiche straordinarie di due nostri amici che sono sempre presenti, che sono Gildo e Jessica, e poi avremo il piacere di ascoltare.
faros di un semaforo. Mentre ascolto una canzone, quando preparo il ciambellone o la crema, come mi hai insegnato tu, quando ripeto frasi che dicevi a me, o quando passo la spazzola sui capelli delle mie figlie, in quel gesto che sa di noi, ogni volta è lì, in quei momenti che il ricordo si riaffaccia. Non so perché, ma ho sempre preferito che la mia mente tenesse vivi i momenti belli, e quelli brutti si imprimono da soli. E anche se incoscientemente cerco di rimuoverli, sono sempre là perché alcune cose non ti lasciano più e le porti dentro per sempre. Anche quando tutto sembra essere finito, forse soprattutto quando tutto sembra essere finito. E così rivedo la nostra cucina dove tanto tempo passavamo tu e io con la TV accesa, tu che sferzzavi e io che direttavo lo schema delle mani. Quella sera d'inverno li ho trovati accanto al camino. Papà seduto sulla soglia che attizzava il fuoco, tu in piedi davanti a prenderti tutto il calore. Come facevamo, ricordi, quando ero ancora a casa con voi? Non so chi fra le due fosse più freddolosa. Ci contendavamo sempre il posto, speronandoci a vicenda affettuosamente. Tenevo qualcosa in mano, dietro la schiena, ma voi non vi accorgeste di nulla. Mamma! Richiamai la tua attenzione guardando in diritto negli occhi. Devo farti dire una cosa. Tu non parlavi, perplessa. Mostrai gli occhi e tenevo nascosto. Hai dato solo una rapida occhiata a quei fogli per poi scoppiare in lacrime mentre mi abbracciavi. A mio padre che ci guardava esterrefatto, fui costretta a spiegare. Sono incinta, papà. Questa è la prima ecografia dove si vede qualcosa forse era troppo, una merciolina di 14,7 millimetri. Tu, mamma, avevi capito subito, senza una parola. Forse è questo che fa una madre. Ti capisce al volo, ti guarda e sa. E questo è il ricordo che mi torna in mente più spesso, forse perché è una delle ultime volte in cui mi è stato concesso sì, mamma, mi è stato concesso di esserti ancora figlia. Durante la gravidanza dovevi fermarmi per un problema. Tu venivi spesso a trovarmi, ma non venivi mai sola, sempre accompagnata con papà, perché dicevi di non avere più tanta voglia di prendere l'auto. Ti vedevo a volte distante, come spaesata. Pensavo fossi in pensiero per me, mentre io iniziavo a essere in pensiero per te. Dopo la gioia incontenibile per l'arrivo di tuo nipote, eri diventata sempre più imbaciata. Avevi sempre bisogno di qualcuno che ti confermasse che stavi facendo bene. Abbandonasti i tuoi ferri e i tuoi gomitoli di lana. 2 anni. Sono bastati 2 anni perché tu confondessi mia figlia con un'altra bambina. 2 anni e tu a volte non ricordavi il suo nome. La guardavi e dicevi solo: ma che bella bambina.
Da quel momento in poi è cominciato il nostro calvario. Inizialmente non riuscivo ad accettare, cercavo di correggerti, di farti ragionare, a volte anche con rabbia. Non avevo capito niente. Mamma, non avevo capito niente. Ti vedevo sempre più triste, più per te stessa. Tu eri sempre stata sorridente, socievole. Eri ora sospettosa, diffidente. Siamo passati attraverso la tua fede iniziale nella zuccherina. I tentativi di fuga perché dovevi andare a casa quando eri già a casa, la ricerca dell'orologio perché stavi facendo tardi al lavoro. Quando eri impressionista da un po'. Alcuni luoghi della mia adorata casa d'infanzia non li riconoscevo più. Nell'angolo dell'armadio della mia cameretta insieme ai vestiti da ragazza trovavo pentole, utensili da cucina, insieme a foto, giornali, il detersivo per la lavatrice aveva cambiato posto e nel momento in cui serviva non riuscivo a trovare. Ogni tanto ti sorprendevo a piangere e mi dicevi che non sapevi perché. Tentavo allora di consolarti, di abbracciarti, di farti ridere, come te tante volte avevi fatto con me, sovente ripetendo: dai, che passa tutto! Ignara del fatto che invece non sarebbe passato niente. Quando le parole iniziarono a morirti sulle labbra e i discorsi a restare in sospeso, la paura che provavo dentro e che volevo mettere neanche a me stessa, irrompe con la forza di un uragano. All'improvviso anch'io non ero più io, non mi riconoscevo, non sapevo più chi fossi. Ero madre di mia figlia che richiedeva di tutto e per tutto le mie attenzioni e diventavo ora anche madre di mia madre. Io ancora figlia, pur avendo ancora un immenso bisogno di essere figlia. Tu non riuscivi più a comunicare. I centri cerebrali che governavano il linguaggio erano stati intaccati dalla malattia. Con chi parli se non parli con una madre? Con chi parli? E poi i medicinali, i primi problemi fisici, la ricerca dolorosa di qualcuno che potesse assisterti, le cose al pronto soccorso, le attese infinite, le stesse risposte inevitabili. Non credo sia possibile avere le giuste parole per far capire cosa vuol dire vedere una madre giovane spegnersi poco a poco. Non si può spiegare cosa significa diventare madre di tua madre quando ancora sei quasi bambina tu stessa. I nostri 10 anni successivi non possono essere descritti in poche parole, né forse possono essere descritti affatto. Abbiamo cercato conforto, consigli, metodi per aiutarti, abbiamo provato a fare di tutto, consapevoli dolorosamente del fatto che il nostro tutto non sarebbe stato abbastanza. Siamo stati immensamente fortunati ad avere il nostro padre e essere riusciti a tenere la mamma a casa fino alla fine, senza gli sforzi immani di papà. Non ci siamo riusciti. Non ha mollato, tra alti e bassi, tra paura e sconforto. Ha assistito 24 ore su 24 per oltre 10 anni.
giorno dopo giorno, quella che ancora oggi lui definisce la donna che mi ha salvato la vita. Per tante famiglie tenere il proprio caro, sapete, diventa impossibile. Non esiste al momento cura per l'Alzheimer. Noi possiamo coltivare solo una speranza che si faccia un po' di luce su questa malattia, perché altri non cadano nel nostro stesso buio, perché abbiano il coraggio fin da subito di affrontare le malattie, di non isolarsi, affinché tutti coloro che stanno in una famiglia con tali problemi non si dileguino in nulla, ma facciano reti intorno a quella famiglia. Di mia madre ricordo lo sguardo spesso spaventato, ricordo la mia gratitudine per ogni sorriso che riuscivo a strapparle. Non posso dire la certezza che lei mi abbia sempre riconosciuto, ma voglio pensare che ogni volta che sorrideva, qualcosa la rendeva felice. Questo è quello che conta. Bastava cadersi per mano in una stretta che significava tutto. E ho accarezzate molte volte, a lungo, molte volte, quelle mani piccole e quelle dita lunghe, quelle mani che mi avevano accudito da piccola, a cui ho cercato di restituire tutto il possibile mentre mi consumavo nella mia battaglia personale, in cui agivo determinata, ma crollavo dentro perché avevo bisogno che fosse ancora lei a prendersi cura di me. Le devo tutto, perché anche nella malattia mi ha insegnato cosa vuol dire resistere. Barbara Crocetti. Tra le rovine di una piccola città nelle Marche sorgeva un piccolo castello dove viveva una principessa. Un giorno, camminando al di fuori delle mura, la principessa vide un giovane che divenne il suo principe. No, non aveva la fattezza di un principe, non lo era, né capelli biondi, né occhi cerulei, e poi senza un cavallo. Al contrario, era moro ed aveva un H50 dove caricava la frutta per vendere al mercato. I due iniziarono a frequentare e a frequentarsi. Lunghe passeggiate, risate, chiacchiere sotto la maestosa quercia che nelle ore più calde d'estate era riparo sicuro da un sole cocente. Decisero di sposarsi, divennero regina e re e misero al mondo 2 figli. Vivevano una vita modesta, senza sfarzo o serate mondane. La famiglia era il regno dove trovare riparo e posare e far riposare il cuore. La famiglia è il posto dove far riposare il cuore. Sopraggiunse così un inverno vigile. Un signore si presentò alle porte di questo castello. Veniva dalla Germania e si chiamava Alzheimer e chiedeva
ospitalità per sfuggire al freddo pungente. Il re e la regina lo accolsero nel castello e gli riservarono ogni riguardo, come si compà ad un ospite d'onore. Il signor Alzheimer si sistemò in pianta stabile nel castello, ma con gli anni divenne sempre più scuro e scontroso. La regina pareva più sensibile agli umori dell'uomo tedesco. La sua presenza al suo fianco tendeva a farlo arrabbiare, urlare, dimenticare anche le cose ed esprimersi con frasi che prima di quell'arrivo non aveva mai pronunciato. Il re era impotente davanti a quella situazione, si innervosiva, ma reagiva ai comportamenti dell'amata. C'erano periodi in cui, nei primi anni, riusciva ad allontanare il signor Alzheimer dalla regina. Riusciva nei primi anni, ma questi riusciva sempre a ritornare. Aveva messo radici a casa nella mente della regina. Quest'ultima diventava sempre più debole. Alzheimer non le permetteva di mangiare, di camminare, di decidere cosa fare e cosa dire. Allora un giorno il re decise di cambiare strategia. Smise di adirarsi e fece appello all'unico potere che aveva a disposizione: l'amore. La riempiva di abbracci, baci, coccole, non la lasciava mai sola. Il signor Alzheimer iniziò a raffrollare e cedere davanti alla forza di quel legame. Non abbandonò mai la mente della donna, ma non trovò dimora nel suo cuore. C'è sempre un antidoto, sapete, agli incantesimi. Dosare tempo, pazienza e ricambio e restare. Alla mia regina e al mio re Andrea Crocetta.